La regione amazzonica custodisce la più vasta foresta pluviale del mondo che regola il clima dell'intero pianeta. Il suo stato di salute è legato a doppio filo al riscaldamento globale. La foresta pluviale immagazzina da 90 a 140 miliardi di tonnellate di CO2 e la sua continua distruzione provoca il rilascio nell'atmosfera di enormi quantità di questa sostanza, con conseguenze catastrofiche per l'ambiente. L'Amazzonia è molto importante anche per la sua straordinaria biodiversità. È un autentico gioiello della natura, oltre ad essere la principale fonte di sussistenza alimentare per centinaia di gruppi tribali. Fino ad oggi, quasi il 20% della foresta è già andato distrutto. Bisogna correre subito ai ripari, introducendo modalità di gestione delle risorse rispettose dell'ambiente. I pericoli maggiori sono rappresentati dal taglio indiscriminato degli alberi della foresta per l'industria del legno, ma anche dagli incendi incontrollati che bruciano migliaia di ettari. La situazione è aggravata dall'avanzare della siccità causata dai recenti cambiamenti climatici, che favorisce la diffusione del fuoco. Nel corso del 2019 l'aumento degli incendi è drammaticamente aumentato. L'Amazzonia brucia anche per far posto all'agricoltura. Tra le possibili cause dei roghi ci sarebbe la tradizione indigena del ciacheo, ovvero la tecnica di tagliare e bruciare la foresta per poi sfruttare il terreno liberato dagli alberi. Ma se questa può essere una causa, non è di certo la principale. Ben più serio è l'impatto decretato dall'agrobusiness e dagli allevamenti di bestiame che hanno ridotto a pascolo ettari ed ettari di foresta, una pratica questa che non appartiene alle comunità indigene dell'Amazzonia. In Bolivia, l'Amazzonia ricopre quasi la metà della superficie totale del paese. È un territorio immenso che è stato sfruttato fin dalla metà del XIX secolo, mettendo a rischio la grande biodiversità e determinando una sempre crescente minaccia per le comunità indigene, relegate spesso in condizione marginale e di povertà. In alcune aree dell'Amazzonia boliviana si sta cercando di attuare una politica di difesa della foresta coinvolgendo le comunità locali e i campesinos. In questo processo di salvaguardia si inserisce il progetto Aildus, finanziato dalla cooperazione italiana e realizzato da un ampio partenariato territoriale che vede attori della Regione del Veneto e della ONG COSPE collaborare con la ONG boliviana SIPCA e municipalità dei dipartimenti Beni e Pando. Alessandro è il coordinatore in loco. L'obiettivo del progetto è quello di promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunità coinvolte a partire dalla creazione di opportunità di reddito e impiego per giovani e donne. Il punto di partenza è la grande biodiversità della foresta amazzonica. L'idea è quella di migliorare e rendere più sostenibili le filiere di prodotti tipici quali açaí, majo, tamarindo e noce dell'Amazzonia, migliorando quelle che sono le potenzialità delle attività tradizionali di queste comunità e di garantire il mantenimento della foresta. I centri abitati sono sparsi nella foresta. Molti di questi sono stati fondati dalle missioni della Compagnia di Gesù per evangelizzare gli indigeni. Delle antiche reducciones dei Gesuiti
rimangono alcune splendide chiese dipinte, le cui decorazioni affondano nelle credenze locali. La vecchia Europa e il nuovo mondo si sono fusi per dar forma a qualcosa di assolutamente inedito. Nel Beni, fuori dai centri abitati, le comunità indigene vivono isolate e sparse nella foresta. Qui è fiorita la civiltà de Las Lomas, ovvero delle colline, legata al gruppo tribale dei Moxos. Sono piccoli nuclei che durante la stagione delle piogge sono difficilmente raggiungibili a causa della pessima qualità delle strade, che diventano molto fangose e scivolose e che complicano notevolmente gli approvvigionamenti e il commercio delle produzioni agricole locali. Una moltitudine di gruppi etnici vive in simbiosi con la foresta. La loro organizzazione sociale e politica si basa sul sistema indigeno del Cabildo, l'assemblea degli abitanti del villaggio. Le singole comunità sono rette dal corregidor, una specie di sindaco che fa riferimento a un organismo centrale incaricato delle questioni legate all'autonomia indigena. Oliver è uno dei tecnici della ONG SIPCA che si occupa della realizzazione del progetto Ailius. Bien, el proyecto fortalece el tema de la conservación, del manejo sostenible de los recursos naturales y también viene a fortalecer lo que es la implementación de los sistemas agroforestales. Ese es el proyecto Ailius. El sistema agroforestal se refiere a la integración de diferentes especies. Hablamos de especies anuales de ciclo corto, que son el arroz, el maíz, la yuca, el plátano. Posteriormente ellos van incorporando especies frutales, entre ellos el principal es el cacao, ¿no? El cacao nativo. Además ellos incorporan dentro de esa misma superficie de terreno otras especies frutales como los cítricos, también el tamarindo y especies maderables como la mara, los ceros, verdolago y otras especies naturales que hay de regeneración natural. A esa configuración de diferentes especies es lo que se denomina el sistema agroforestal. La familia empieza a incorporar esas dentro de su sistema de producción. Ellos piensan también en obtener productos y beneficios económicos para beneficio de la familia, pero también están pensando en las generaciones futuras, es decir, en sus hijos, en sus nietos. Entonces, la zona di Trinidad è famosa per il cacao silvestre, il Theobroma originale amazzonico che viene raccolto nella foresta durante la stagione delle piogge. Hilario è uno dei campesinos che vive con i proventi del cacao. Con la sua comunità sta ora pulendo il sottobosco. El cacao silvestre es según la naturaleza que existe, como ven, que esto obviamente no es sembrado, nacen. Esta limpieza que ustedes ven, entonces eso es para tener el mayor manejo, para poder cosechar mejor, porque obviamente aquí así con los montes así altos, hay veces también la naturaleza de los medio ambiente, hay como serpiente, como peto, como cualquier otra naturaleza que existe dentro del bosque. Mahin è il tecnico che si occupa della formazione dei contadini per conto del progetto Ailius. La finalità del suo intervento è migliorare la produttività agricola e forestale delle comunità. Entonces, cuando se hace una poda de la planta de chocolate, no debemos permitir que salgan los chupones así grandes, ¿no? Muy altos. Porque cuando los chupones crecen muy alto, para ustedes mismos ya es complicado la cosecha, ¿no?
Aparte de crecer muy grandes, así como escaleras, van también quitando los nutrientes, lo que es a la planta madre, ¿no? Para una buena producción. La planta de cacao debe tener solamente una sola planta principal. Vamos a hacer la prueba, ¿ya? Este es un chupón que vamos a sacar. ¿Ya? Ya, hay veces para alivianar el peso, para tener menos problemas, es bueno cortarlo la mitad del chupón, ¿no? Ahora, como ya hemos quitado la parte de arriba, ya podemos trabajar con más facilidad, ¿no? Ya estas pequeñas ramas, ¿no? ¿Ya? Y siempre también hay que ir sacando las ramitas que no producen, como les he indicado hace rato, ¿no? La luz también ayuda a que la planta pueda procesar sus alimentos, ¿ya? Y se le motiva a que tenga una buena floración. El trabajo que hace SIPCA desde hace muchos años atrás es apoyar a las comunidades para que las comunidades no vayan a deforestar, no se dedican a chaquear en grandes extensiones. El que más chaquea es 1 hectárea y después está en un promedio, digamos, de 3.000 metros cuadrados. No es como en otros lugares que desboscan grandes extensiones para poder cultivar el arroz, el maíz, todas esas cosas y meter pasto, ¿no? Entonces se contribuye bastante al medio ambiente porque no se quema, no se tumba árboles y no se daña pues el medio ambiente, ¿no? I proventi della vendita del cacao vengono divisi equamente tra tutti i membri della comunità. Da questa entrata dipende il sostentamento delle famiglie contadine come quella di Félix. Nosotros, en primer lugar, el cacao nosotros lo cosechamos, separamos la semilla y fermentamos. El cacao es bien importante, bien importante. La razón de ser importante es por lo que nos beneficia a todos a nosotros. Y si nosotros hacemos buen cosecha, buen fermentado, nosotros tenemos buena venta. La importancia de este trabajo que se hace fue, bueno, que se mantiene la cultura de las comunidades indígenas de aquí del lugar, ¿no? Porque este cultivo de chocolatal ancestralmente se ha venido aprovechando. Ya hace muchos años esto nadie lo ha sembrado. El proyecto AILU viene a contribuir y a fortalecer, por un lado, los conocimientos de las familias indígenas y campesinas que tienen SAF, por otro lado, viene a fortalecer sus formas organizativas, ¿no? Para encarar procesos de comercialización. Y también otro aspecto importante que viene a fortalecer la gestión de los recursos naturales, el aprovechamiento sostenible y sobre todo la participación de la familia en poder cuidar y defender sus recursos naturales y sus territorios. Anche i giovani sono coinvolti nella formazione prevista dal progetto, come la sedicenne Lilian. Yo soy aquí, soy la secretaria de Hacienda, ¿no?, del grupo chocolatero. Después nos vamos a entrar a la zafra, ¿no?, al chocolatal, y allá ya nos organizamos cómo vamos a limpiar, cómo vamos a mejorar nuestro chocolate, cómo vamos a cuidar, porque el tema de cuando están chicos ya, los pájaros no lo dejan, los monos
los tumban y a los chocolates. Somos 13 socios, hombres y mujeres. Juntos nos vamos a trabajar. Nosotros mayormente hacemos la chocolate en pasta, lo que más me agrada hacer, sí, y después venderlo. Diciotto ore di strada dividono Trinidad da Riberalta e altre 8 ci vogliono per arrivare a Coija, le altre località obiettivo del progetto AILLUS. Qui le comunità indigene si dedicano principalmente alla raccolta delle noci dell'Amazzonia. La noce è un altro regalo della natura. È il frutto della Bertollezia eccelsa, un possente albero di 30-50 metri. I raccoglitori percorrono periodicamente la foresta per raccogliere grosse capsule simili a un cocco che cadono a terra spontaneamente. Con l'uso di un macete, le capsule vengono aperte per estrarre le noci che sono all'interno. Successivamente, nei centri di raccolta, si procede alla sgusciatura manuale per mezzo di piccole presse azionate a mano. Nel processo sono coinvolte le famiglie indigene che trovano in questa attività la loro principale fonte di sostentamento. L'altro prodotto della foresta che rientra nel progetto è l'açaí. Si tratta di piccoli frutti di colore blu-violaceo di una pianta della famiglia delle palme, l'Euterpe precatoria, che raggiunge i 20 metri di altezza. Recenti studi hanno rivalutato l'açaí classificandolo come superfood per il suo elevato contenuto di antiossidanti. Da sempre le popolazioni dell'Amazzonia lo considerano un alimento fondamentale per la loro dieta. Attraverso il rafforzamento delle filiere di quelli che sono i prodotti tipici, tradizionali, amazzonici, pretendiamo contribuire a raggiungere il duplice obiettivo: da un lato migliorare le condizioni di vita delle popolazioni coinvolte e dall'altro garantire la conservazione della foresta amazzonica, così importante in questo momento di cambio climatico e di cambiamenti.